Amici di PalermoMania.it, ciao a tutti, oggi ci troviamo a Piazza Politeama per seguire una manifestazione molto importante di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, cioè quella per l'attuazione dello Statuto della Sicilia. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Professor Musumè, ci vogliamo ricordare quali sono i punti più importanti dello Statuto di cui viene richiesta oggi l'attuazione? Articolo 36, 37 e 38, per quanto riguarda in maniera particolare la situazione economica. Sappiamo che applicando questi articoli cambierebbe la situazione in Sicilia, avremo un gettito fiscale tale che ci potrebbe consentire di essere noi perequativi nei confronti delle altre regioni d'Italia. L'applicazione dello Statuto va oltre il federalismo fiscale tanto osannato dalle altre regioni, che applicato in Sicilia ci penalizzerebbe ancora di più, e quindi vogliamo che si applichi il nostro Statuto, perché non applicandolo è una continua violazione che da 62 anni avviene della stessa Costituzione italiana. Una grande affluenza oggi, come mai hai deciso di partecipare anche tu a questa manifestazione? Perché credo sia arrivato il momento per i siciliani di muoversi veramente e di far applicare finalmente questo Statuto, che è una cosa sicuramente positiva per noi, soprattutto per noi giovani e soprattutto per le nostre generazioni future. Qui abbiamo una rappresentanza da parte di Messina, siete venuti da lontano per questa manifestazione? Sì, perché per noi è fondamentale la giornata di oggi. Oggi finalmente i siciliani iniziano a svegliarsi e a chiedere i loro diritti. Applicazione dello Statuto, altro che federalismo della Lega Nord. Noi ce l'abbiamo il nostro e vogliamo applicare il nostro, specialmente noi giovani che abbiamo la possibilità con l'applicazione dello Statuto di rimanere nella nostra terra, perché il nostro Statuto ci permette di avere intanto entrate fiscali, circa 10-15 miliardi di euro in più l'anno, che ci permette di sviluppare questa nostra terra e di smettere di emigrare per rimanere a lavorare qui in Sicilia. Allora andiamo a parlare anche della famosa Cassa del Mezzogiorno che è stata poi abrogata. Noi abbiamo due articoli nel nostro Statuto, l'articolo 37 e l'articolo 38, dove nell'articolo 37 si dice che le società che hanno gli stabilimenti in Sicilia dovrebbero lasciare i soldi in Sicilia, cosa non è mai avvenuta. L'articolo 38 parla di una redistribuzione del reddito dal nord verso la Sicilia, anche questo mai avvenuta, è bloccata una legge del 90. Noi i nostri diritti li vogliamo portare avanti perché noi paghiamo anche con la salute, vediamo le società a Priolo, Augusta, a Milazzo, i nostri morti, meritiamo rispetto e che le leggi vengano applicate. Perché i politici che si siedono nei palazzi, nel governo non rivendicano veramente il nostro diritto? Forse perché sono collegati con Roma? Oggi siamo contenti di essere qua soprattutto perché ci sono persone che vengono da tutta la Sicilia. Anche dal fuori, dall'Europa, c'è dal Belgio, ci sono alcuni siciliani che sono venuti anche dall'estero. Sì, e quindi la nostra felicità e il nostro orgoglio è quello che tutta la Sicilia finalmente si muove per cercare di cambiare le cose. Oggi è una festa, la festa dei siciliani. Di tutti i siciliani, grazie. Siamo le mamme e siamo qua per difendere i nostri diritti e i diritti dei nostri figli. Ci troviamo col presidente dell'associazione Pensiero Liberale, anche voi presenti qui oggi? Sì, anche noi presenti qui oggi. Riteniamo che lo Statuto debba essere applicato, debba essere studiato e chiaramente noi che abbiamo idee liberali e che proponiamo idee liberali non possiamo che essere qui.
Amici di PalermoMania.it, come vedete alle mie spalle il corteo sta partendo e speriamo che qualcosa da noi possa finalmente cambiare. Ciao a tutti!